Nell'ambito dell'estate comitinese, questa sera c'è il torneo di calcio Extra Comitini giunto alla terza edizione a cura dell'Associazione Culturale Acquarinto, un'iniziativa sicuramente interessante che vede ragazzi di Comitini con i vostri esponenti. Sì, il torneo è giunto alla terza edizione, anche quest'anno il Comune ha cercato appunto di coinvolgere noi e i ragazzi del paese affinché si realizzasse questa terza edizione del torneo e come al solito ha risposto benissimo il paese, i ragazzi, i nostri ospiti del progetto SPRAR dell'Associazione Acquarinto, perché queste iniziative sono veramente ben accolte sempre e per noi è motivo di gioia poterle realizzare in un paese come Comitini che da 4 anni appunto accoglie i nostri richiedenti asilo e rifugiati. Dottoressa, ecco, una valutazione di questo progetto, lei è la responsabile per il Comune di Comitini del progetto SPRAR. Abbiamo iniziato il secondo triennio, stiamo facendo delle attività per ora in proroga, una bella esperienza, innanzitutto pacifica. Il nostro comune ha accettato ben volentieri gli immigrati, certamente per quel poco che può offrire, ma anche loro vedo che stanno bene, tant'è che questa partita rappresenta proprio questa comunione tra la popolazione locale e i nostri immigrati. Pensate a altre iniziative in tal senso? Sì, certamente, tutto l'intervento dello SPRAR mira ad una vera integrazione, non tanto, a parte questa della partita che è simbolica, è concreta e simbolica allo stesso tempo, ma tutte le attività, alcuni ragazzi hanno fatto anche una borsa di lavoro, rendendosi utili in alcuni servizi, collaborano con il comune, diciamo che nel piccolo c'è una certa sinergia con le istituzioni. Assessore, un'iniziativa sicuramente interessante che la vostra amministrazione, la vostra nuova amministrazione ha ben sposato. Sì, per noi lo sport è vita, in questo caso pure integrazione. I giovani sono integrati in modo eccellente nel nostro territorio. Noi abbiamo voluto fortemente inserire questa manifestazione nell'ambito di un programma estivo dell'estate comitinese molto vasto, proprio perché ci crediamo nello sport e crediamo nell'integrazione. Questa è un'associazione che da 4 anni si è insediata proprio nel nostro territorio, hanno risposto bene i ragazzi, quindi per noi va bene così, per noi ci teniamo. Il programma estivo è un programma molto ampio, abbiamo iniziato quest'estate comitinese col secondo gala equestre, poi è continuato con il concerto di Mietta, i Los Locos per la sagra di Ferragosto, stasera abbiamo Fausto Leali, quindi penso che più di così non possiamo. Un'estate comitinese che ha visto tanta gente anche proveniente da diversi paesi della provincia essere qui a Comitini, quindi diciamo Comitini diventa anche un momento di accoglienza per chi non è di Comitini. Sì, ma lo è stato sempre così, con l'amministrazione continua anche nel passato Comitini è stato centro di tutta una provincia. Noi ci crediamo, punteremo nel promuovere il nostro comune anche al di fuori della provincia di Agrigento, ma in tutto l'ambito regionale. Con il concerto di Fausto Leali si è concluso ieri l'estate comitinese che ha registrato un buon successo di pubblico. Nicola Chitarra.